Arriveranno in migliaia da tutte le province del Veneto, si ritroveranno a Conegliano i carabinieri in congedo, 18.000 gli iscritti all'associazione in regione, un raduno quello organizzato dalla sezione della città del Cima che coincide con i festeggiamenti del bicentenario dell'Arma. Per questo è in programma una grande festa, con lo schieramento che si ritroverà in Viale Carducci, proprio di fronte alla stazione, e sfilerà fino alla caserma della compagnia di Conegliano, dove ci sarà lo scoprimento del monumento al carabiniere. Il nostro grande maestro, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, diceva che gli alamari, oltre che sulla giacca, sono stampati sulla pelle, e quindi noi proseguiamo con il cuore verso il popolo, verso la nazione, verso l'Arma tutta, il nostro servizio, sempre. Un legame forte, quello tra il cittadino e l'Arma, che in 200 anni è sempre stata al servizio della popolazione. La presenza dei carabinieri è importante perché significa dare assistenza alla cittadinanza e noi riceviamo quotidianamente diciamo, dei segnali di stima da parte della cittadinanza, delle varie amministrazioni, soprattutto in quest'anno del bicentenario ne abbiamo avuto una tangibile prova. E domenica la caserma di via Spellanzon sarà aperta alla cittadinanza per dare la possibilità a tutti di poter vedere gli interventi di restauro fatti negli ultimi anni, un modo per osservare l'ambiente in cui operano i carabinieri di Conegliano. È una compagnia importante e peraltro ospitata all'interno di una caserma importante perché è stata sostanzialmente raddoppiata con un impegno importante da parte dell'amministrazione comunale di circa 5 milioni di euro.